guerra alle buche e ai dissesti stradali. È l'imperativo dell'amministrazione comunale alle prese con un piano asfaltatura annuale che procede a step programmati, un'operazione di manutenzione straordinaria generale della viabilità cittadina che rappresenta una delle sfide più impegnative per l'assessorato competente. La situazione ancora a macchia di leopardo vede alcune zone della città carenti, come il quartiere Laghetto, dove i residenti mettono il problema della manutenzione di strade e marciapiedi al primo posto. Strade soprattutto, strade, marciapiedi. Abbiamo una strada qua d'ingresso che sembra di andare, di frequentare le trincee della Prima Guerra Mondiale. I marciapiedi sono più che altro le strade che un po' per la pioggia, un po' come manutenzione lasciano a desiderare, e la questione dei rifiuti fuori dai cassonetti. Ci sono ancora le strade messe male, ma insomma abbastanza non hanno fatto qui a Laghetto, sì. Alcune zone che se dei marciapiedi dissestati, più che rotto l'asfalto. Ci vuole la manutenzione dei marciapiedi, guardi, sono sconnessi, tanti si deve stare anche attenti perché può anche cadere di sera. Il problema delle asfaltature è un problema generale a Vicenza, e quindi a partire proprio dalle grandi vie di accesso, quindi credo che sia un problema che andrebbe effettivamente preso di petto.